Prova. Mettiamoci qua sotto il sole. Presidente, fate vedere. Signore e signori, buongiorno. Oggi concludiamo il progetto Beneficenza. Come ben sapete, noi nelle prime giornate di gennaio abbiamo fatto gli spettacoli al centro polivalente e abbiamo fatto una raccolta fondi. E tra la raccolta, tra le nostre entrate, pagate le spese, praticamente abbiamo raggiunto la somma di 1.005 euro. Questi soldi ovviamente li daremo in beneficenza. Come abbiamo deciso di investirli? Che bello il microfonetto, me la tenga lei. Abbiamo deciso di distribuirle ai bambini della nostra Campobello perché ci siamo accorti che esistono delle situazioni davvero disagiate. Quest'anno quindi Comunale Secunda tutela e garantisce, in piccolo però tutela e garantisce quello il che possiamo, diritto allo studio. Abbiamo deciso quindi di destinare 500 euro per buoni mensa da distribuire ai bambini. Sì, perché abbiamo scoperto che non solo ci sono situazioni dove i ragazzi non si possono comprare neanche quaderni, penne per prendere appunti, ma neanche pagare la mensa. Quindi il problema è grosso. Abbiamo deciso di investire appunto 500 euro dei 1.500 in buoni mensa, sono 200 buoni mensa e altre 505 euro in computisteria varia che stiamo andando a prendere. Abbiamo chiesto i preventivi alle varie cartolibrerie del nostro piccolo paesino. Quella che ha risposto meglio, che ci ha fatto il prezzo più basso, è stata la cartolibreria Don Bosco. Infatti ci stiamo dirigendo là proprio per andare a prendere tutto. Anzi, muoviamoci. Che altro c'è da dire? Dimentichiamo qualcosa? Niente, dobbiamo andare in cartolibreria. Andiamo in cartolibreria. Tra l'altro dobbiamo anche dire che noi praticamente stiamo facendo questa donazione ai ragazzi. Ma come agiremo? Cioè daremo tutto nelle mani del preside di Pasquale, che si porrà come garante di questa cosa. Saprà lui a chi dare. Quindi stiamo facendo proprio beneficenza diretta. In particolare il preside conosce bene le quali sono le situazioni. Infatti. Allora siamo arrivati, entriamo. Già in vita siamo. Dove sei? Sta scappando, vero? Che stanno scappando, che hanno da aiutare. Tania, ciao, saluta. Carme, dove sei? Ciao. Dove sei qua? Ciao. Buongiorno. Saluta. Ciao Tania, la titolare, vieni, aspetta che mi metto meglio perché qua posso venire lì dietro? Vai. Come mai avete deciso di aiutarci e di partecipare proprio con questo, aiutandoci così tanto con questo prezzo così basso? Perché crediamo in questo progetto di beneficenza. Ah, ok, perfetto. Che dire, grazie. Perciò mentre aspettiamo che ci stanno sistemando le cose, cosa stiamo prendendo? Sono generi di prima necessità scolastica, quali penne, matite, quaderni con le varie rigature, righe prima elementare, seconda eccetera, delle gomme, dei cancellini, delle penne cancellabili, dei colori a matita, dei colori a legna, delle righe di varie misure, squadretti, album, insomma tutto quello. Un bel po' di roba, penne, sì. Poi la quantità precisa, ve la scriviamo poi sul post chiaramente. Avanti, si è unito anche Michelangelo, saluta. Buongiorno. Perciò abbiamo caricato tutto nella macchina di Dario si sta spostando già a scuola, noi andiamo a piedi, tutta la merce è già sulla macchina e ora andremo a consegnarla nelle mani del preside. Che bello, con la fanfara ci accompagnano. Preside, perciò per noi è un enorme piacere ed è stato un enorme piacere poter partecipare a questo progetto, un progetto di solidarietà anche per i più piccoli. Sì, infatti aiutiamo soprattutto i più piccoli che sono il nostro futuro. Vediamo. Torniamo bambini e andiamo a scuola. Buongiorno, siamo entrati in presidenza. Preside, oggi ci entriamo in pace in presidenza. Generalmente in passato ci andavamo da derelitti. Perciò, preside, abbiamo portato la merce, la potremmo scaricare? Certo. Allora la andiamo a prendere. Attenzione, stanno per arrivare, vediamo. Noi entreremo solo se viene presentato, quindi non è che la gara la possiamo fare. Però Che agente Massara, da lì. Ce l'abbiamo fatta? Sì, ce l'abbiamo fatta. Sì, siamo arance cadute a terra. I buoni mensa sono 200. Prese, quella è tutta la roba che abbiamo preso. Quella lì a terra, qua c'è la lista un po' disordinata, però un po' sì, c'è tutto. Ma poi è passata già dalla commissione elettorale questa lista? Mancano i film, Io sono felice perché ho la consapevolezza che state facendo la felicità dei bimbi. E quando i bimbi sono felici, i grandi non possono non esserlo. Quindi voglio condividere insieme a voi questa grande gioia questa mattina. Grazie. Anche perché sappiamo che questi biglietti già sono destinati, sappiamo a chi sono destinati e quindi sono soldi che sono ben spesi perché
Così garantiamo il servizio di riflessione scolastica a dei bambini per i prossimi 35 giorni di attività scolastica, quindi per un mese e mezzo almeno. Sì, speriamo di aver fatto qualcosa di buono. Questa invece diventa dotazione della scuola che distribuiremo agli insegnanti, cancelleria, perché loro hanno il termometro della situazione, conoscono le famiglie in difficoltà, i bambini che hanno difficoltà a portare il materiale di cancelleria e quindi in questo senso provvederemo. Anzi, volevamo ringraziare Presi a nome di tutta la compagnia per averci dato questa possibilità. Il problema invece è che devo essere io a nome della comunità scolastica, ma mi permetto di fare anche un gesto di presunzione a nome della collettività campobellese a dirvi grazie ragazzi, Grazie di cuore. Non mi fate commuovere. Va bene signori, abbiamo concluso, abbiamo consegnato tutto nelle mani del preside che li darà poi ai ragazzi che hanno bisogno. Abbiamo attaccato questo nelle scuole per dare un pochettino di coraggio ai ragazzi, poi lo pubblichiamo pure sulla pagina, vi facciamo vedere cosa c'è scritto e niente signori, che dire, come bene si punta.